Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'operazione di oggi a Catania, denominata Fossa dei Leoni 2, 14 soggetti coinvolti nelle province di Catania, Palermo, Cosenza ed Enna. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mirino una fiorente piazza di spaccio del viale Grimaldi nel quartiere Librino di Catania. E rimaniamo nel catanese, dove un noto barbiere di Adrano è finito nel mirino della Guardia di Finanza. Il titolare è risultato totalmente sconosciuto al fisco e avrebbe omesso di dichiarare circa 700.000 euro. Parte dei guadagni li avrebbe riempiegati nell'acquisto di beni mobili, immobili e polizze vita. Sequestro per 109 milioni di euro, 3 persone arrestate e 20 denunciate. Il risultato invece di 2 indagini condotte dai finanzieri di Udine, scoperta una frode carosello nella commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di IVA. Da questa ne è scaturita un'altra nella commercializzazione di pannelli fotovoltaici importati dalla Cina che hanno coinvolto soggetti di Catania. L'Antitrust ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra l'Italia, la Sicilia e la Sardegna. Accolta dunque la denuncia del Codacons, che lo scorso 5 novembre accese i riflettori attraverso un dettagliato report sui rincari dei prezzi dei biglietti aerei in vista delle partenze di Natale. 7 operatori sanitari, tra cui medici e infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito al decesso di un anziano di 73 anni. Il pensionato è morto dopo aver subito un intervento chirurgico per un problema ai reni. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.